Ben ritrovati da Marco Angileri, parte Femotori, il magazine settimanale del motorsport in Friuli Venezia Giulia. Inizieremo parlando di Rally Piancavallo, di quello che è stata lo scorso fine settimana la gara valida per l'International Rally Cup, anche nazionale e storico, con le voci dei protagonisti e le immagini di gara. E poi uno spazio anche dedicato a quello che sarà il mondiale di trial a Tolmezzo il 12 e 13 di giugno prossimi. Anche uno spazio lo dedicheremo all'enduro nazionale con i piloti del comitato del Friuli Venezia Giulia. Seconda parte dedicata alle nuove leve del motocross. Vittoria slovena per Bojan Abeli, Andrejka Damian alla 34esima edizione del Rally Piancavallo, una gara difficile bersagliata dal mantempo, dura e selettiva come da tradizione, che quest'anno ha visto la straordinaria presenza di ben 145 iscritti. È la prima vittoria di un equipaggio straniero al Rally Piancavallo dopo oltre 40 anni di storia. La gara internazionale valida per l'International Rally Cup ha patito un sabato senza prova speciale Barcis Piancavallo, primo passaggio annullato per la mancanza dei collegamenti radio con le postazioni di sicurezza, il secondo a causa della fittissima nebbia che impediva la visibilità. Domenica però, a dispetto della pioggia torrenziale e di un asfalto viscidissimo con numerose uscite di strada, la corsa è andata in porto regolarmente. Lo sloveno Abeli su Skoda Fabia R5 sugli scudi, piazzando il colpo decisivo proprio nel finale a Clauzetto, facendo suo il 34esimo Rally Piancavallo. Actually, yes, it was my first race in the rain, so I'm really happy for this result. And in this opportunity, I have to thank all my sponsors from X Motors and Monareto team. The car was perfect, so we didn't make so much mistakes. We always had a clean run. We study a lot the special stages, but it was also very dangerous because of the water. But for now, really happy, and I'm looking forward for the next round. Alessandro Re su Volkswagen Polo R5, navigato da Marco Menchini, già terzo nel 2019, chiude in seconda posizione a 9 secondi dallo sloveno. È comunque il migliore di una compagnia tricolore rimasta piuttosto indietro. Sentiamo Alessandro Re. Sì, la delusione sicuramente c'è, perché ci speravamo. Sull'ultima abbiamo trovato un acquazzone che sinceramente non so se poi le auto dietro hanno trovato, perché mi dicono di no, ma non è questo il problema. Non cerco scuse, ho preso pochissimi rischi sull'ultima prova, ho commesso molti errori e il mio avversario è andato molto forte tutto il weekend. Credo che sia veramente un talento, gli faccio tanti complimenti. Ringrazio la squadra perché la macchina oggi è fantastica, sotto ogni tipo di condizione è sempre stata bilanciata, stabile, veloce, quindi non posso assolutamente dire niente. Ringrazio tutti quelli che ci hanno creduto e niente, sicuramente è un campionato sarà un campionato molto combattuto, perché abbiamo visto che a tempi se nessuno dei due sbaglia siamo tutti molto vicini, quindi credo che sì, possa essere un campionato divertente. Non è andato oltre il terzo posto il varesino Simone Miele su Citroën DS3, unica vettura VRC che assieme al navigatore Roberto Mometti godeva dei favori dei pronostici. Nel finale ha alzato il piede per non rischiare inutilmente, ma per il distacco di 28 secondi, che ha il sapore della bocciatura, hanno inciso scelte errate di assetto. Ma dal secondo giro sì, ho sbagliato io, però comunque gli altri due davanti sono andati più veloce, poi l'ultima prova ormai eravamo fuori dai giochi, pioveva tanto, abbiamo tirato i remi in barca, ci siamo anche girati l'ultimo tornante, ma non ci siamo fatti mancare niente. Comunque sono contento
perché abbiamo finito sotto l'acqua, perché le ultime gare con questa macchina sotto l'acqua sono finito una in un bosco, una sul tetto, e ho fatto tutto il giorno col pensiero fisso, quindi è stata una liberazione l'ultima prova. Primo dei friulani nella gara valida per l'International Rally Cup, 13° assoluto Marco Zanier, l'Aquila di Lestance, sempre capace di volare in alto con la sua Renault Clio Williams. Gara difficile per Dimitri Tomasso su Skoda Fabia R5 in condizioni critiche, 14° assoluto, ma per il driver di Frisanco manca l'abitudine alle corse rispetto ai suoi principali avversari. Delusione per il comasco Paolo Porro, che assieme al carnico Paolo Carnielutti non è riuscito a trovare il ritmo gara e l'affinità con la Skoda Fabia R5, finendo attardato all'arrivo. Sentiamo l'amarezza di Paolo Porro. È andata decisamente male, nel senso che comunque non c'è stata la prestazione. Penso che l'ultima volta che siamo finiti fuori dai 10 assoluti, penso che eravamo con la 600 o con la Clio Gruppo A, non lo so. C'è molto da imparare, poi purtroppo la giornata non è stata la più facile dal punto di vista meteo, anzi è stata difficilissima, quindi per imparare una nuova vettura proprio le condizioni pessime e peggiori che potevano trovare. Complimenti agli altri perché vanno molto forte, noi cercheremo di imparare e cercheremo di fare comunque del nostro meglio per avvicinarci. Partenza in salita anche per la sfida nazionale del 34° Rally Piancavallo valida per la Coppa Rally di zona. Solo 14 vetture hanno potuto effettuare sabato la Barcis Piancavallo. Domenica, pur tra attese e ritardi in grado di stressare gli abitacoli, i 3 passaggi sulle prove speciali Clausetto, balcone del Friuli, e 2 su Monterest sono stati fatti regolarmente con una selezione micidiale dei protagonisti. Così alla fine, tra sorrisi increduli e gioia bagnata, a far festa sono stati proprio Alessandro Prosdocimo e Marsha Zanette su Skoda Fabia R5, dopo aver ripetuto ad ogni riordino che viaggiavano tranquilli per non prendere rischi. Secondi ad appena 2 secondi e 5 Luca Veronesi e Fabio Berisonzi su Volkswagen Polo R5, dopo una prestazione ad elastico con 3 scratch su 6 prove. Terzi a 22 secondi Matteo Bearzi e Gianina Chialina su Renault Clio Williams, con il patron di Carnia Pistons che può vantare il miglior tempo assoluto sull'ultimo passaggio della prova speciale di Clausetto. Per il rally storico, amici e rivali a 4 ruote si sono battuti con coraggio, orgoglio e determinazione. Vittoria per Michele Doretto e Barbara Arcangioli su Honda Civic davanti ad Andrea De Luna e Denis Pozzo su Opel Corsa GSI. Il terzo posto va a Pietro Tirone e Giacomo Giannone su Porsche 911, mentre il vincitore del 2019, Maurizio Finati su Lancia Rally 037, è andato KO per un incidente e l'atteso Rino Muradore su Ford Escort RS ha viaggiato lontano. Doretto e De Luna, tipici esponenti della tradizione rallistica pordenonese, talenti autentici che avrebbero meritato le ribalte nazionali. Giù dal podio rispettivamente al traguardo Marco Zavagno Peugeot 309 GTI, seguito da Giuliano Ruoso, Ford Sierra Cosworth, che hanno badato al divertimento nonostante le feroci insidie del maltempo, tantissimi ritiri provocati da uscite di strada a causa dell'asfalto viscido. Nessun incidente di rilievo per gli equipaggi, ma frequenti le interruzioni decise dalla direzione gara per consentire di liberare la strada e rimettere in sicurezza la competizione. Nel complesso un'edizione oltremodo complicata dal maltempo, ma che ha riscosso comunque pareri favorevoli dagli addetti ai lavori sull'organizzazione del Rally Piancavallo, curata con passione straordinaria da Knife Racing Maniago, su mandato dell'Aci Pordenone. Il mondiale trial raddoppia, saranno infatti 2 le giornate di gara valide per il massimo campionato iridato di trial che il Motoclub Carnico organizzerà a Tolmezzo il 12 e 13 giugno. Dopo la rinuncia degli organizzatori giapponesi e della Repubblica Ceca ad organizzare le prime 2 gare della stagione iridata a causa della pandemia, il sodalizio del presidente Emanuele Prisco ha risposto positivamente alla proposta della Federazione Internazionale di Motociclismo di portare in Carnia ben 2 giornate di gara distinte tra loro per l'assegnazione del punteggio. Una novità positiva per tutto il movimento motociclistico italiano, considerato che da inizio giugno le manifestazioni sportive all'aperto potranno avere la presenza del pubblico. Sarà una grande occasione per ammirare Tony Bo, pilota spagnolo dallo straordinario palmarès con ben 28 titoli mondiali in bacheca, 24 campionati mondiali consecutivi tra outdoor e indoor negli ultimi 13 anni.
Spettacolo e adrenalina con salti di millimetrica precisione saranno assicurati dai migliori specialisti delle 2 ruote artigliate al mondo, che si sfideranno con acrobazie mozzafiato tra gli impegnativi ostacoli naturali delle zone di gara, dislocate in varie aree del comune carnico. 3 le aree che verranno preparate per la gara in località Pracastello, Pissebus e nelle vicinanze della palestra di roccia sulla strada che porta ad Illeggio. Una manifestazione motoristica dal basso impatto ambientale che darà la possibilità di vivere da vicino le evoluzioni dei funamboli del motociclismo mondiale. Appuntamento dunque il 12 e 13 giugno 2021 con la doppia tappa del campionato del mondo di trial a Tolmezzo, che sarà presentata nella sala Valduga della Camera di Commercio a Udine lunedì 10 maggio. Domenica 2 maggio si è svolta la terza tappa del tricolore di enduro Under 23 Senior a Tolve in provincia di Potenza. Vittoria per Riccardo Fabris nella classe Junior 125 su Fantic. Il pilota del Motoclub Manzano si conferma l'uomo da battere. Nella stessa classe ottima prestazione per Christian Murgut del Motoclub Medeot su Squarna, che chiude terzo. Nella Junior 250 4 tempi Carlo Minot del Motoclub Manzano strappa un'ottima seconda posizione, mantenendosi tra i primi di classe in campionato. Nella classe 50 incoraggiante la prova di Luca Cavas del Motoclub Carso. Il campionato italiano enduro Under 23 Senior adesso va in pausa per ritornare tra 2 mesi a Mangione in provincia di Perugia, dove si svolgerà la penultima tappa di campionato con Fabris e Minot ancora in corsa per la vittoria di classe. Sentiamo uno dei protagonisti, Riccardo Fabris del Motoclub Manzano. La gara è andata abbastanza bene, ho vinto la mia classe e ho fatto un po' indietro nella generale a causa di un primo giro un po' a rilento, però sono contento di come sta andando la stagione. Vorrei ringraziare il mio team, il Motoclub Manzano che mi sta aiutando e tutte le persone che mi sostengono. Questa parte di F Motore è dedicata ai giovani. Un saluto ad Emanuele Daneluzzi e Alex Aaron Spigolon, 2 giovani piloti di motocross del team FF. Allora ragazzi, innanzitutto un bentrovati, mostrate il vostro viso, che avete grande passione per le 2 ruote del tassello del motocross. Partiamo con Aaron. Allora, l'idea innanzitutto, al di là del motocross, di mettere su il team FF trascinati da una grande passione per questo sport, immagino. Sì, è nata grazie alla passione che abbiamo io e Emanuele. Abbiamo deciso di creare appunto questo team per prendere dei piloti e portarci dentro con noi, fare degli allenamenti insieme, delle gare insieme. Condividere anche esperienze, immagino, in questo caso. Esatto, esatto. Senti, ma diamo l'età tua e di Emanuele. Quanti anni avete? 18. Invece te, Emanuele, quanti anni? 18. Ecco, 18 anni. Perciò siete partiti che eravate ancora minorenni, perciò già muovervi diventava complicato, è vero Emanuele, negli spostamenti? Assolutamente sì, adesso che siamo un po' più grandi riusciamo a essere un po' più autonomi e ad arrangiarci da soli anche per le gare. Aaron, ho visto anche delle bellissime magliette personalizzate con il marchio Team FF. Questo vuol dire avere passione, ma anche dare un'impronta giusta nel mondo del motocross. Voi che siete alle prime armi, tra l'altro, perché 18enni e soprattutto con questo team. Qual è la tua impressione? Beh sì, è una cosa fondamentale farsi riconoscere, fare capire chi siamo, così per far vedere anche l'immagine del Team FF.
che appunto è nata per questa passione stupenda che abbiamo tutti. Te invece a livello di moto come sei messo? Immagino 125, anche perché insomma, oppure hai fatto il salto anche passando Ho qualche fatto il cilindrata? salto un mesetto e mezzo fa, ho preso un 250 CRF e Faccio onda. adesso sì, quindi adesso iniziano gli allenamenti per le gare. Non è facile però fare un salto così importante con una moto un 250, perciò piano piano hai già preso le misure nei primi allenamenti, com'è andata? Beh, è andata molto bene, ho preso subito confidenza con la moto, anche perché è una moto molto semplice da guidare, diciamo. E mi sono trovato subito bene, sono andato ad allenarmi anche oggi, appunto, e facciamo il massimo per avere migliori risultati in gara. Manuele, come va questo inizio di stagione? Già iniziato così con qualche competizione o stai ancora prendendo le misure? Abbiamo iniziato con Sacile, con l'Enduro Country a coppie, sempre con un altro ragazzo della squadra, e domenica sono andato a fare un'altra gara di cross ad Albettone del campionato Nord-Est Xen e direi che sono abbastanza pronto per questa stagione. Hai provato perciò a battagliare, anche se in quel caso non erano piloti di motocross, bensì di enduro, però c'erano campioni del mondo come Andrea Verona, come Alex Salvini, campione europeo come Micheluzze, e poi anche i crossisti forti come Sonego o Paganini, perciò c'era tanto da imparare da grandi campioni a Sacile. Hanno grande esperienza. Purtroppo io non sono forte nell'enduro perché preferisco il cross, però da loro c'è tanto da imparare. Aaron, la stagione come continua? Che intenzioni hai come gare, ecco, per poi sfruttare al massimo la tua nuova moto? Beh, allora adesso faccio team manager, quindi vado a dare assistenza alle gare ai nostri piloti e appunto domenica andiamo ad Albettone per la seconda gara di FMI Nord-Est e io svolgerò l'Off-Road Cup e campionato Interclub Xen. Perciò in questo caso non sarai impegnato in contemporaneità con quelle che sono le gare di regionale motocross o campionato nord-est, ti va bene occupare perciò questo tuo ruolo in virtù che appunto non ci sono concomitanze. Sì, esatto, appunto per stare sempre nel mondo del motocross che è sempre bello. Sì, però tu da team manager devi anche presentare un po' tutta la squadra che compone l'FF Team. Beh, abbiamo Script Giovanni che corre sempre con un Honda 250, poi abbiamo Emanuele Daneluzzi con un 125 Squarna, Caramaschi Matteo con un 250 Yamaha 2 tempi, Corradin Mattia con un Yamaha 250 4 tempi. Tra l'altro Corradin ha portato a casa un bel risultato, un secondo posto, mi sembra, di classe a Mantova nella passata gara di campionato nord-est. Sì, ha fatto le qualifiche, si è qualificato secondo, poi in gara 1 si è concluso quarto e in gara 2 purtroppo ha avuto una caduta in partenza e è andato fino in rimonta al 14° posto. Emanuele, perciò un Husqvarna 125, com'è l'affinità con la moto, soprattutto come ti prepari anche al di fuori della pista di motocross fisicamente? Beh, la moto direi che quest'anno va veramente forte. Abbiamo fatto parecchi lavori, parecchi set, abbiamo provato parecchi set, adesso mi trovo davvero bene. Come allenamenti esterni direi che faccio bicicletta e attività a corpo libero principalmente. Però per tornare alla moto e soprattutto alle piste, quali sono quelle più a portata di mano, quelle che ti vedono così allenare sperando in te ovviamente il più spesso possibile per prendere il giusto feeling? Beh, le piste, diciamo che adesso sto frequentando principalmente piste del Veneto e della Lombardia. Sto vedendo poche piste del Friuli perché preferirei provare altre nuove piste proprio per capire
il feeling che ho con la moto rispetto ai terreni duri che abbiamo nella nostra regione. Perché dobbiamo spiegarle anche agli amici a casa, le piste della nostra regione sono anche piuttosto lente, perciò diventa un po' una difficoltà poi allenarsi quasi esclusivamente nella nostra regione e poi gareggiare in altre piste molto più veloci, non si prende il ritmo giusto, diventa difficoltoso. Questo è quello che un po' hanno fatto anche tanti altri piloti tuoi corregionali. Sì, certo, le piste che abbiamo qua sono piste piuttosto lente rispetto a vedere altre piste al di fuori dove si svolgono campionati italiani, campionati triveneti, perché proprio hanno peculiarità diverse rispetto alle nostre. Aaron, il gruppo come si è formato? È partita una base di questo team FF e poi si è allargato ad altri piloti con la stessa passione, oppure il gruppo si è formato subito con questo numero di piloti che attualmente avete? Beh, è nato tutto da me ed Emanuele e poi per la stessa passione tra amici, conoscenze ci siamo tra virgolette messi insieme, tutti insieme nel team a praticare tutti questo sport. E cosa dicono in giro? Amici, affezionati, concorrenti, altri piloti che vi vedono nelle gare con questi nuovi loghi che così entrano in maniera ufficiale nei campionati della nostra regione ma anche del nord-est. Cosa è il pensiero quando vedono FF? Cosa vi chiedono? Beh, innanzitutto che sport facciamo, per chi non lo sa, e poi appunto è stato un obiettivo arrivare fino qua, un sogno, è sempre stato un sogno mio e di Emanuele, creare un team nostro e portarlo avanti nel migliore dei modi. Ma la prima idea, la prima cosa che avete fatto quando avete capito che era possibile creare un vostro team, qual è stata? Beh, chiamare degli amici che hanno sempre la passione del motocross e spiegargli un po' cosa avevamo in mente e se magari erano d'accordo con noi a proseguire questa avventura. E quali sono stati così i primi riscontri da questa vostra comunicazione che avete fatto agli amici della vostra intenzione di creare questo team? Beh, era assolutamente positiva, hanno detto di sì subito, gli è piaciuta subito come idea e per ora direi che sta andando molto molto bene. Emanuele, qualche domanda magari anche riguardo altri piloti che vogliono entrare o curiosi che vogliono così far parte del vostro team, immagino arriveranno. Beh sì, certamente ci sono state varie richieste sull'entrata di vari piloti che ovviamente la stagione, essendo già stata avviata per questo 2021, verrà rimandata al prossimo anno. Senti, come sponsor qualcuno vi dà una mano? Sì, abbiamo qualcuno che quest'anno ci ha pensato ad aiutarci. Questo è fondamentale anche perché ovviamente andate incontro anche a diverse spese sia per gli allenamenti che poi per le varie competizioni, però Aaron, quando c'è la passione si va avanti a testa bassa, è vero? Certo, infatti ringraziamo tutti quelli che sono riusciti a darci una mano anche in questo periodo un po' diverso da tutti gli altri, in particolare un grazie enorme va a loro, ma anche al nostro meccanico M Racing che ci prepara le moto sempre perfette e viene anche a guardarci in pista per qualche piccolo ritocchino che c'è sempre da fare. Queste sono le belle storie che vorremmo sempre raccontare legate al mondo del motorsport, in questo caso del motocross. Un grazie a questi due ragazzi. Abbiamo avuto Alex Aaron Spigolon e Emanuele Daneluzzi del team FF, ci hanno un po' raccontato la loro storia della nascita di questo nuovo team. Ragazzi, un in bocca al lupo e mi raccomando continuate così perché le idee ce le avete chiare. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, grazie. Tornare